Luca Barbiero, coach della Pallavolo Padova, è vero sconfitta 3-1 dal Volley Treviso in finale Under 17 regionale. Tu prima della partita avevi detto l'importante è che non salti la ricezione, purtroppo è quello che si è verificato, Luca. Purtroppo è proprio quello che si è verificato, era l'incognita principale che poteva dirigere la partita in un senso o nell'altro per entrambe le squadre. Bravi ai nostri dirigenti di Treviso sono riusciti a portare a casa questo risultato. Mi spiace un po' perché per il primo set, dovendo loro forzare la battuta e non entrando, si poteva decisamente fare qualcosa di più anche nei successivi. Così non è andata, onore al merito loro. Mi spiace perché ci eravamo avvicinati parecchio quest'anno, alla finale non penso sia un risultato veritiero, però accettiamo assolutamente quello che il campo dice. A livello mentale è cambiato qualcosa tra primo e secondo set o semplicemente è cresciuta a Treviso? Non penso sia cambiato tantissimo, a loro è entrata molto meglio la battuta e a noi è saltata la ricezione. Poi, ripeto, sicuramente non possiamo avere confronto con il loro posto 4 e questo l'abbiamo pagato un po' troppo. E adesso comunque l'avventura importante delle finali nazionali. Ora si prosegue esattamente alle finali nazionali con l'obiettivo di poter migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. È esperienza, assolutamente esperienza in più che i ragazzi faranno. Questa mi sa che valga da tesoro, la partita di oggi mi sa che valga veramente come bagaglio da mettere nel proprio curriculum. E allora complimenti comunque a Luca Barbiero a Pallavolo Padova, che tra l'altro festeggia lo scudetto Under 14 oggi. Assolutamente, complimenti all'Under 14 proprio per dire che tutto il movimento padovano ne è contento. Ciò che abbiamo fatto con il reclutamento e il lavoro paziente in palestra con tutti i tecnici è veramente fantastico. Permettimi un solo saluto ed un in bocca al lupo ad un caro amico. Ciao Fabio San. Perfetto, allora grazie a Luca e complimenti ancora. Grazie a te, ciao.